Bene, buongiorno a tutti intanto. Io voglio fare questa precisazione iniziale, che intervengo a questa tavola rotonda in una duplice veste, da un lato come funzionario del Centro di Catalogazione dei Beni Culturali di Villa Manin di Passariano e dall'altro come referente tecnico regionale per gli ecomusei, in quanto mi occupo della gestione appunto della legge 10 del 2006, che è la legge istitutiva degli ecomusei per la nostra regione, e terza peraltro in Italia dopo quella del Piemonte e della provincia di Trento. Questo duplice ruolo mi consente pertanto mi ha permesso in questi anni di lavoro di confrontare, misurarmi da un lato con la catalogazione che si fa abitualmente al centro di catalogazione, che riguarda le più ampie tipologie di beni sparsi sul territorio, con l'attività conoscitiva messa in atto dagli ecomusei, finalizzata ai loro obiettivi di conoscenza del territorio, di processi di sviluppo e quant'altro. Sarò piuttosto veloce perché mi pare che i tempi sono stretti, quindi eventualmente poi ritorneremo sulle cose. Innanzitutto diciamo che in questi anni appunto si è iniziata una collaborazione molto proficua con alcuni degli ecomusei, sono 6 gli ecomusei riconosciuti per ora nella nostra regione, e un'attività proficua con alcuni migliore, con altri diciamo non altrettanto valida, comunque tutti sono mediamente interessati a conoscere il loro patrimonio. Diciamo che la legge 10, voglio fare alcune precisazioni brevi sui contenuti per arrivare al dopo. La legge 10 del 2006, tra le proprie finalità ecomuseali, riconosce in primis quella dell'attivare, del rendere partecipi direttamente le comunità locali ai processi di valorizzazione e di fruizione attiva di promozione del patrimonio culturale. Prima finalità. Seconda finalità, intende valorizzare, l'ecomuseo deve valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività. E dunque conoscenza, conservazione, ripristino, promozione del patrimonio, la Regione li considera in questa legge fondanti del patrimonio e dello sviluppo locale, pertanto prevede uno sviluppo dinamico, non statico, non conservativo. Quindi con ogni evidenza diciamo che la legge pensa che ogni progetto ed ogni attività di tutela, di valorizzazione di un territorio non possono prescindere da quella che è l'azione preliminare della conoscenza dei beni patrimoniali che un territorio possiede. Infatti non a caso l'operatività degli ecomusei al momento del loro riconoscimento che viene da noi effettuato si basa molto, tiene molto conto sull'indagine, sul grado di indagine conoscitiva che gli ecomusei attuano rispetto al patrimonio del loro territorio, partendo dal livello minimo che è quello di una prima ricognizione, passando ad un passo successivo che è quello del censimento, fino ad arrivare alla catalogazione vera e propria dei beni. E qui entra in gioco il ruolo del centro di catalogazione, fatte le premesse rispetto agli obiettivi ecomuseali. Diciamo che il centro di catalogazione, credo che magari molti di voi lo conosceranno, almeno spero, nasce nel 71, anzi molto in anticipo rispetto alla sensibilità alla catalogazione territoriale. In molte altre regioni i centri di documentazione sono venuti anche più tardi, diciamo. Questo centro diciamo che ebbe anche una spinta ulteriore in occasione degli eventi del terremoto che portarono diciamo alla necessità da parte proprio delle comunità locali di voler ripensare, riflettere, recuperare, salvare il loro patrimonio che era stato fortemente minacciato o del tutto diciamo eliminato dagli eventi sismici. Quindi all'epoca si usava, vi parlo dal punto di vista tecnico delle modalità catalografiche, inizialmente si usava la scheda cartacea secondo lo standard di criteri delle norme ministeriali, successivamente negli anni 80, anzi si è iniziata l'informatizzazione delle schede, finché nel 99 la banca dati informatizzata, che già comprendeva 80.000 schede, viene pubblicata per la prima volta su internet. Nel 2004 si dà avvio invece al SIRPA, che è il Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale, il quale prevedeva una catalogazione partecipata via web, dove tutti i catalogatori utilizzavano lo stesso software, la stessa piattaforma utilizzata diciamo su concessione gratuita del centro di catalogazione, e
questa banca dati che si è creata nel tempo, che attualmente contiene più di 260.000 schede di catalogo riguardanti tutte le tipologie di beni architettonici, artistici, storici, compresi beni materiali e immateriali, che sono quelli che più ci interessano da vicino, è diciamo, visibile, oltre che concedere, ripeto, questo software, oltre che concedere la catalogazione online, consente di avere i dati reali, una volta validati dal centro, una volta validate dal centro le schede, di rendere i dati reali visibili. Peraltro questi dati sono organizzati anche con sottoinsiemi, dal SIRM al SIRFOS, mi fermo solo sul SIRM, che indica Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Museale e delle Collezioni, che è quello che ancora una volta riguarda più da vicino l'argomento di cui ci stiamo occupando oggi. Si parla di catalogazione partecipata via web e qui faccio un piccolo distinguo rispetto alla terminologia usata nel programma del nostro seminario, dove addirittura occhieggia dal sottotitolo della sessione catalogazione partecipata. Diciamo che per noi catalogazione partecipata ha un significato leggermente diverso, nel senso che per partecipato noi intendiamo proprio la condivisione di progetti di catalogazione sul territorio regionale, d'intesa con altre istituzioni, altri musei, altre amministrazioni locali, associazioni e quant'altri abbiano l'interesse ad operare con noi per arrivare a questo obiettivo catalografico. Naturalmente le risorse e le competenze sono equamente condivise. Il centro, da quando ha iniziato la sua attività di catalogazione, in particolare nel settore dei beni demo-etnoantropologici, materiali soprattutto, ha organizzato dei corsi di formazione per i catalogatori, che in genere sono dei laureati nelle varie discipline dei beni culturali. Formazione che doveva essere preliminare appunto a una conoscenza delle metodologie catalogatorie. Se non l'ho già detto, naturalmente le nostre schede utilizzano i tracciati ancora e le norme ministeriali, per cui diciamo siamo assolutamente in linea e presto confluiremo anche nel SIGEC, nel grande sistema informativo di cui la dottoressa fa parte, dell'istituto di cui la dottoressa fa parte. Appunto. E quindi diciamo, questo sistema informativo regionale museale consente peraltro anche di organizzare i materiali per tematiche, per percorsi, per raggruppamenti di temi che consentono, secondo noi, di favorire proprio una lettura di questi dati per qualsiasi utente, dallo studioso all'insegnante, all'operatore culturale, agli operatori ecomuseali, alle associazioni, a qualsiasi ente della comunità regionale che possa essere interessato appunto a utilizzare questi dati per varie finalità. Quindi io dico che la banca dati del centro rappresenta uno strumento a disposizione di tutti coloro che vogliono accedervi per realizzare eventuali progetti di sviluppo che sono uno degli obiettivi primari o che dovrebbero essere uno degli obiettivi primari degli ecomusei. Per quanto riguarda, diciamo, volevo fare un piccolo confronto tra quella che è la nostra tipologia di catalogazione, quindi se volete istituzionale, e la catalogazione di cui parleremo in questi giorni, ovvero una catalogazione più partecipata, più vicina alle comunità locali. Io credo comunque che per quanto riguarda soprattutto questo settore specifico dei beni materiali e immateriali, che sono i beni più vicini alle comunità locali, credo che noi posso dire che come centro facciamo uno sforzo costantemente per riuscire veramente ad acquisire dalle comunità tutte quelle informazioni che servono proprio per incrementare la nostra banca dati, ma tenendo conto anche di quelle che sono le emergenze, le esigenze delle comunità di riferimento. Diciamo che noi interveniamo e qui mi piacerebbe discutere in seguito di questo aspetto, noi interveniamo su manufatti della cultura materiale ai quali in qualche modo è già stato riconosciuto un valore di bene culturale, perché sono beni già musealizzati, ovvero la nostra catalogazione molto spesso si rivolge a piccoli musei, piccole raccolte, piccole collezioni che a volte sono nate soprattutto dagli anni '80 in poi, cioè uno dietro l'altro, insomma, per cui spesso sono anche ripetitivi, per cui c'è sempre anche l'esigenza da parte nostra comunque di fare una selezione di quello che si va a catalogare, però in genere le proposte provengono appunto
spesso e volentieri da questi enti, da queste associazioni di privati che sanno di possedere un patrimonio al quale danno valore e chiedono a noi di procedere appunto alla catalogazione. Quindi i nostri catalogatori, ripeto, sono formati da noi e in genere sono, mi pare ripetendo un po' l'esperienza di Siena, anche i nostri catalogatori sono persone che in genere abitano quel territorio e dunque per loro sarà molto facile interagire con le comunità di riferimento, o meglio mi spiego, sarà più facile per loro nel momento in cui faranno un lavoro di catalogazione ipotesi antichi mestieri, sarà più facile ricorrere all'esperto, al falegname piuttosto che al fabbro, piuttosto che altri altri artigiani, diciamo, no? Che stanno anche scomparendo. Sarà più facile per loro sapere dove rivolgersi in quanto espressioni proprio di quella comunità per avere tutte le informazioni anche dal punto di vista tecnico che noi sappiamo benissimo che i beni materiali comprendono tipologie diversissime di beni e dunque richiedono anche interventi conoscitivi fatti da persone che conoscono anche la materia di cui si tratta. Quindi importantissima questa capacità che hanno i nostri catalogatori di relazionarsi continuamente con questi testimoni o attori locali, diciamo, no? Diventa una condizione sine qua non della nostra attività. Ecco. Poi diciamo che noi procediamo, qui vado un po' veloce, la prima fase riguarda l'inventariazione dei beni, cioè perché è importante che ogni raccolta si sappia della consistenza di ogni raccolta, si assumono le documentazioni fotografiche, si appongono i numeri per quanto riguarda sempre le operazioni inventariali e comunque quello che mi piace e intendo diciamo, sottolineare è che questa attività è sempre contestualizzata all'ambiente di riferimento, i manufatti sono sempre contestualizzati rispetto all'area e lo dico in che modo questo avviene. Privilegiamo nel caso delle schede di catalogo ma anche schede più brevi perché in genere si cerca sempre di riempire le voci più importanti, cerchiamo di privilegiare certi paragrafi che riguardano l'utilizzo di questi beni, che vanno a toccare quindi tutti gli aspetti immateriali, intangibili che anche i beni materiali possiedono, in particolare il rilevamento delle funzioni, il rilevamento delle modalità e delle occasioni d'uso, il rilevamento delle categorie sociali di produzione e d'uso, rilevamento di modalità di fabbricazione e di esecuzione, durata, descrizione diciamo accurata del manufatto e infine provvediamo anche al rilevamento delle denominazioni locali del friulano a seconda delle sue varianti, a seconda delle aree di provenienza e inoltre anche delle lingue minoritarie, tedesco, sloveno che sono presenti nella nostra regione. Quindi diciamo questo è il nostro sforzo per far sì che anche nel caso dovessimo trovarci a catalogare la bottega del falegname riusciamo nelle varie situazioni ad individuare quegli elementi che distinguono l'operatività. Il falegname diciamo, lavorerà sempre allo stesso modo, però nello specifico locale vi sono delle relazioni che solo i membri di quella comunità possono in qualche modo acquisire. Lo sforzo è quello. Certo, il centro di catalogazione come finalità istituzionale sua ha quella di catalogare i beni e di valorizzarli. Il titolo quinto della Costituzione ha condiviso con questo concetto di sussidiarietà la sua opera di tutela rispetto a questa di valorizzazione che compete alle regioni. In ogni caso diciamo che per statuto noi comunque per statuto e soprattutto per come siamo organizzati non riusciamo ad andare oltre a un certo livello catalografico, soprattutto riusciamo a raccogliere determinati documenti che alleghiamo alle schede tipo interviste audio, interviste video, documentari, ma io penso che qui debbano entrare in gioco gli ecomusei, nel senso che proprio chi è più vicino al territorio può incrementare, come diceva Roberta, queste conoscenze che non sono quindi antitetiche. Agli ecomusei io lancio proprio una sfida, chi sta già facendo con noi il lavoro l'ha già capito, sta già raccogliendo materiali, parlo del Ecomuseo del Gemonese che da tempo sta raccogliendo materiali, video, interviste che andranno ad integrare le nostre schede. Questi materiali saranno presenti nei loro archivi, però comunque si potranno scaricare anche dalla nostra banca dati. Quindi il mio invito è proprio
quello che lancio appunto agli ecomusei è quello di preparare dei piani di catalogazione ed eventualmente comunque integrare la loro attività a quella che già è la nostra attività. La nostra banca dati, dico sempre, è uno strumento, quindi l'ecomuseo potrebbe in qualche modo partire da questi dati, integrandoli con la sua conoscenza diretta sul posto, e soprattutto si parlava di ripensare l'inventario. Anche questa nostra banca dati è sicuramente soggetta a modifiche nel tempo, cambia il contesto, cambiano le rappresentazioni culturali. Una prima traccia è presente, l'ecomuseo con la sua comunità può benissimo ripensarlo, rivederlo, affrancarlo da magari atteggiamenti nostalgici che spesso questi beni si portano dietro, insomma. Quindi voglio dire, si tratta di integrare questa attività, e io penso che l'ecomuseo sia veramente l'ente deputato, soprattutto perché se come dice la legge, all'ecomuseo spetta la valorizzazione del territorio, soprattutto mettendo in piedi progetti di sviluppo, partendo dalla conoscenza dei suoi beni, solo l'ecomuseo, io credo che l'ecomuseo sia l'ente più giustamente deputato a farlo, insomma, no? Quindi può essere la mappa di comunità, non so quali altri strumenti, questi stanno proprio a livello locale come decisione, no? E quindi direi, sì, mi piacerebbe che effettivamente si potesse lavorare più da vicino. Noi forniamo questo materiale, eventualmente si può procedere insieme, insomma, ma soprattutto io credo che i processi di sviluppo locale vadano attuati in loco. Noi possiamo dare una mano, sostenere, favorire questo processo, l'educazione permanente, mettere a disposizione tutti i dati che abbiamo, ma l'invito viene a voi. Guardo in particolare chi proviene qui da altri ecomusei della regione, che sta già facendo delle cose. Comunque tutti i nostri ecomusei si stanno veramente adoperando o hanno già portato a termine mappe di comunità, anche nell'Isaganis, l'hanno fatti questi dell'Ecomuseo del Gemonese, la mappa di Godo, che tra l'altro è stato un esempio anche molto significativo, proprio perché è riuscito a portare dell'altro oltre alla conoscenza, a rivitalizzare un luogo, a rimettere in moto produzioni, filiere. Poi magari ne parleremo di questo più nel dettaglio quando apriremo la discussione. Ecco, quindi io direi che al momento chiudiamo così.